Giovedì 16 maggio, Sant'Ubaldo Vescovo, è il 137° giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 229 al termine. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:36, la luna si eleva alle 13:22 e tramonta alle 2:48. I pittori Nicolò Pizzolo e Andrea Mantegna sottoscrivono a Padova il contratto per la decorazione a fresco della Cappella degli Ovetari nella chiesa degli Eremitani. Il Mantegna ha solo 17 anni e nella firma del contratto deve essere rappresentato dal fratello. Celeberrimo monumento d'arte, danneggiato irreparabilmente durante la Seconda Guerra Mondiale, la Cappella degli Ovetari era una delle più alte testimonianze del genio precoce e dell'austera potenza espressiva dell'arte mantegnesca. Le previsioni per domani: tempo ancora variabile, a tratti instabile, con cielo irregolarmente nuvoloso con comparsa di schiarite. Da metà mattina saranno probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, con rovesci temporali su settori montani, pedemontani e su parte della pianura settentrionale, altrove fenomeni assenti o al più locali. Limite della neve intorno ai 2400-2700 metri, probabile miglioramento verso fine giornata, temperature senza notevoli variazioni o localmente in diminuzione nei valori massimi.